Salve a tutti, qui è Elron Elgen, sono qui oggi per commentare una nuova battaglia navale avvenuta nel mar Adoyasho tra me e CR Walker. Tra poco ci catapulteremo sul campo di battaglia, sul mare, scusate. Eccoci qua, ci troviamo in questo fiume che è decorato da alcune isole più o meno grandi ed ecco la mia flotta che è composta da una bune pesante del comandante della flotta, una nave leggera samurai, una nave media samurai, una cobaia con archi e una nave media samurai. Le navi media samurai sono navi utili a tutto, poiché riescono sia a scambiare frecce col nemico in una maniera eccellente, ma sono anche allo stesso punto maneggevoli in battaglia. Successivamente l'esercito del mio nemico è composto da tre cobaie con archi. Queste cobaie con archi infatti come possiamo vedere si stanno avvicinando verso il mio esercito, due bune medie, navi utili sia al combattimento corpo a corpo, quindi agli abbordaggi, sia alla schermaglia, e la bune del comandante della flotta. Quindi l'esercito del nemico, scusate, la flotta del nemico si sposta in avanti per cercare di assumere una buona posizione al fine di far iniziare quindi lo scontro, mentre io cerco di capire le mosse del nemico assestando la mia flotta in una posizione per lo più difensiva che offensiva per capire meglio le mosse del nemico, poiché il nemico possiede, come possiamo ben vedere, più navi di me, poiché ha una nave in più, e quindi mi conviene scegliere il momento giusto per attaccare il nemico o altrimenti attendere un errore del nemico. Successivamente attendo che mi invii un'imbarcazione alla volta, al fine di farla fuori abbastanza presto, poiché rimarrà distrutta e incendiata dalle mie frecce che partiranno da 5 navi in fuoco costante. Ma come possiamo vedere il nemico fa tutt'altro, infatti le sue tre navi, le sue tre cobaie aspettano le due bune medie che si stanno avvicinando molto lentamente, seguite poi dalla bune pesante del comandante della flotta, e come possiamo vedere attendo l'arrivo delle navi nemiche per una eventuale mossa, poiché sono in superiorità numerica e quindi non ce la potrei fare se attaccassi direttamente con tutte le mie navi direttamente al nemico, poiché mi bersaglierebbe ogni nave, quindi andrei col perderle tutte. Quindi attendo una mossa del nemico in una formazione difensiva con il comandante, che come sappiamo bene sono state implementate delle nuove opzioni, quindi può anche emettere una chiamata a raccolta, ovvero un'abilità che è in grado di suscitare all'interno del morale delle mie truppe una sorta di conforto per far continuare la battaglia. E quindi a breve le unità nemiche si posizioneranno sul loro come possiamo vedere, si posizioneranno sulla loro posizione in battaglia e a breve inizierà lo scontro. Ed eccoci qui che il nemico, cioè il comandante della flotta nemica incoraggia le proprie navi ad avanzare, con l'abilità, come possiamo vedere, con l'abilità non ricordo in questo momento il nome, comunque aumenta la velocità di spostamento delle navi, che effettua davvero molto presto, infatti la spreca inutilmente, e così io cerco di dare una mossa alle mie unità, alle mie unità navali. Infatti le sposto sul fianco sinistro al fine di bersagliare la nave nemica che sta arrivando, seguita dalla bune media, in modo tale da bersagliarla con un'unica ondata di frecce per farla scappare via in fretta. Eccoci qua, a breve inizierà il fuoco tra le due navi, ecco partono le prime frecce tra la mia nave media samurai
con i suoi 60 arcieri di cui uno è morto, e inizierà a breve la schermaglia. Infatti già la nave nemica è stata colpita da diverse frecce infuocate che diminuiscono il morale dell'imbarcazione. Così, attaccando con tutta la flotta un'unica nave, ho più possibilità di vittoria rispetto come avevo pensato all'inizio, ovvero di inviare una nave per volta. Ed ecco che la prima imbarcazione del nemico viene abbandonata dai propri uomini, dal proprio equipaggio, poiché è in fiamme, ma a breve anche la mia nave, che ho mandato in prima linea per attirare il fuoco su di essa, altrimenti avrei perso le altre navi, andrà in fiamme, quindi l'equipaggio sarà costretto ad abbandonare l'imbarcazione. Mentre un'altra nave dei nemici sta cedendo, poiché è bersagliata dalle frecce fischianti che diminuiscono il morale, e inoltre anche dalla nave del generale e dalla nave media samurai che influisce nel morale. Mentre riesco a mandare via un'altra cobaia con archi grazie alla nave leggera samurai che dispone di un numero di arcieri superiore a quello standard della cobaia con archi, e quindi la manda in rotta, mentre anche l'altra unità l'altra cobaia viene impaurita dalla mia flotta e cerca immediatamente la fuga per evitare la morte di altri uomini, mentre il generale nemico cerca di avvicinarsi alle sue unità in rotta per garantire quindi una stabilità per farle tornare in battaglia. Ma come possiamo vedere è piuttosto lenta la bune pesante, poiché, come dice la stessa parola, è davvero molto pesante perché ha uno scafo molto solido e dispone di tanti uomini. Così inizia lo scontro tra le ultime due unità del nemico e le mie quattro unità restanti. Infatti la prima cobaia con archi viene bersagliata incessantemente dalle mie unità per farla andare via, poiché ha un morale inferiore a quella alla bune pesante del comandante. Infatti viene bersagliata da frecce che la mandano in rotta, infatti diventa instabile, perde diversi uomini e infine scappa via. E successivamente possiamo vedere che il comandante della flotta nemica bersaglia il mio comandante per cercare di farmelo fuori e quindi di far scoraggiare le mie unità. Così io invio il mio comandante verso il comandante nemico per tenerlo a bada, quindi a far avvenire un arrembaggio tra le mie truppe e quelle del nemico, poiché è bersagliato dai miei arcieri e quindi avrebbe poche possibilità di vittoria. Infatti ecco, vediamo il primo arpione che tiene fermo il nemico sul posto e permette di avvicinarmi al nemico, mentre continua a bersagliarmi con queste frecce. Il morale del nemico è ancora solido nonostante abbia perso diversi uomini. Successivamente il mio generale attiva l'abilità di chiamata a raccolta per incitare le unità, ma successivamente mi riesco a riottenere le frecce incendiarie e così mando in fiamme il lato sinistro della nave, e quindi il generale, ormai instabile, perde la fiducia nella battaglia, alimentata anche da un grido di battaglia che diminuisce il morale e mi porta alla vittoria di questa splendida battaglia navale, dove avevo infatti un esercito inferiore a quello del mio nemico. E qui è tutto, grazie per la visione ed Orvan Helgen, grazie a tutti.